Anche l'antica Trattoria Ballotta partecipa all'Euganea Film Festival, quest'anno alla 9ª edizione. Fabio Legnaro adesso ci spiega, è il secondo anno che partecipa l'antica trattoria, ci spiega che cosa ha in programma. Allora, per la seconda volta ospitiamo l'Euganea Film Festival, una occasione euganea per vedere film scelti da Marco Segato, un ottimo preparatore di questi festival, e per il secondo anno, come dicevo, ospitiamo questo evento. Noi della Trattoria Ballotta abbiamo sempre abbinato a questo evento, che ha 15 tappe in tutta la provincia di Padova, abbiamo abbinato un premio che diamo a Ruggero, un premio intitolato a Ruggero Gamba, che era uno scenografo importante che ha lavorato con Mazzacurati, con Olmi e che in un incidente stradale 3 anni fa perse la vita, è di Padova. Noi abbiamo intitolato questo premio per il miglior regista che riteniamo noi, con un comitato scientifico formato da Iole Film, Francesco Bonsembiante e i fratelli di Ruggero Gamba. Per quest'anno abbiamo pensato di darlo a Alberto Rossetto, un grande regista, conosciuto molto, magari più a Roma che in zona nostra, ma lui è padovano. Presenterà quella sera un film che si chiama By One, che in dialetto potrebbe essere, in inglese potrebbe essere in dialetto Bibione. È un film di 1 ora e un quarto, un film documentario molto simpatico anche da vedere, divertente, e parla del territorio di Bibione e tutto l'entroterra. Quest'anno assegneremo a lui questo premio che noi chiamiamo Gamba in occasione di questo evento dell'Euganea Film Festival, il 13 luglio. Ecco, chi era Gamba? Allora, Ruggero Gamba era un bravissimo scenografo che preparava per alcuni registi importanti, come ho già detto, le scenografie, i trucchi, come si dice, le messe in scene dei film. Quindi è stato un bravissimo ragazzo ed abitava a Padova. Ecco, perché l'antica Trattoria Ballotta lo ricorda in modo particolare? Ma in particolare perché è il marito di una nostra grande amica, ma non solo, perché è padovano e perché era nel pieno della sua espressione, quindi una drammatica fatalità l'ha portato via da queste scene.